il capo questa volta l'ha pensata proprio bene. Se il colpo riesce, siamo a posto per tutta la vita. Non può mancare. Tutto è stato preparato alla perfezione. Messaggio per Francesca. Messaggio per Francesca. Va ad avvertire la divina. Rimane tutto come stabilito. Passo e chiudo. Chi è? Buonasera, signor Barone. Buonasera, caro. Mi vuole aiutare? Oh, sempre a sua disposizione, signor Barone. Prego. Molta gente al ristorante? No, Barone. Le sarebbe gravoso informarmi sui miei compagni di viaggio? Oh, niente affatto, signor Barone. Dunque, c'è un politico con segretaria, una nobildonna con accompagno, una coppia di sposini, un cantante rock e il suo assistente. Ah, sì? Divertente. E inoltre uno psichiatra con signora. Sua moglie? Non sono sposato. Che c'entra? Lei ha chiesto di mia moglie? No, caro, intendevo dire, è la moglie dello psichiatra. Ah, no, signor Barone. A giudicare dall'aspetto, si direbbe piuttosto la sua paziente. Come di regola. Come di regola. Niente di nuovo sotto il sole, caro. Le ordino intanto la solita bottiglia di champagne? No, 2. La seconda me la porti in cabina dopo la mezzanotte. Diciamo alle 12:45. Va bene? Troppo tardi? Oh no, come vuole, signor Barone. E mi raccomando, solita gradazione. 13 gradi. Non si preoccupi, signor Barone, 13 gradi. Non un grado di più né un grado di meno. Nodo? Annodato, signor Barone. Prego. No, mio caro, devo ancora sbrigare qualche... Oh, come vuole. È sempre a sua disposizione, signor Barone. Ottimo inizio di viaggio. Come vanno le cose? Capo, gli ordini sono stati eseguiti. Tutto regolare. Bene. Però soffro di solitudine. Raggiungetemi presto. Vuoi fumare? No, no. Abbiamo 5 ore per arrivare sull'obiettivo. Sempre a sua disposizione, signor Barone. Grazie. Mi scusi. Messo, desidera la sveglia, signore? Alle 7. Alle 7. Per colazione? Per me un succo d'uva. Per la signora della 2, una spremuta di pompelmo. Elmo. Doppio. È una bottiglia d'acqua minerale direttamente alla 2. Alla 2? Subito. Buonanotte, signore. È pronta? Sì. Apra la bocca. Prenda questo. È un calmante. Apra la bocca. Beva. Lei deve essere forte. Me lo ha promesso. E se mi sentissi male? Non dimentichi che lo psichiatra è anche un medico. Io starò di là. Per qualunque evenienza. Ma io ho paura. È naturale. Non si preoccupi. Grazie.
La prego. Si può? Desidera la sveglia, signore? Che si dice? Sveglia? La sveglia per domattina. La sveglia. Sì. Ecco. Ce l'abbiamo? E per colazione? La colazione. Sì, la colazione. Noi non facciamo mai colazione, neanche lei. Ah, Mia moglie, ci siamo sposati oggi. auguri. E noi in campagna beviamo solo orzo. Ah, che peccato, signore. Non abbiamo orzo qui a bordo del nostro treno, però abbiamo una lista con delle vivande stupende. Un menù completo per tutti i gusti. Lei, dopo aver scelto, attacca la commande qui fuori dalla cabina. Sarà senz'altro servito. Che ne dice, eh? Auguri, signore. Auguri vivissimi. Anche a lei, signora. Scusate, con permesso. Beata gioventù. Sempre a sua disposizione, signor Barone. Desidera la sveglia, signore? Sì, alle 6:45 mi chiami alla cabina 16. E per colazione? Un momento. Un cappuccino, un tè al limone, un cioccolato, succo di pompelmo, 2 uova al bacon e molti toast. E nient'altro? Sì, una birra canadese per me. Porti tutto alla 16, il conto alla 15. E le previsioni del tempo, per cortesia. Oh, già, valevoli per le prossime 24 ore. E gliele comunico alla 15 o alla 16? Non si preoccupi per la 15, è come se non ci fosse. Dobbiamo considerare la richiesta sindacale di ridurre l'orario di lavoro come principio disgregatore della stabilità del nostro apparato industriale e tale da ridurci in breve tempo alla condizione precaria e caotica di ombelico d'Europa. Ha detto ombelico? Sì, Jennifer, in gergo politico l'ombelico d'Europa è l'Italia. Anzi, aggiunga, ombelico putrescente! Ombelico putrescente! Allora, signorina, la sveglia e la colazione? Sveglia alle 7:05. Brioche leggermente tostato per 2. Marmellata di mirtillo per 1. Sciroppo di melassa per 1. Latte scremato per 2. Marmellata di arancio per 1. E doppio caffè espresso all'italiana per 1. Ah, l'italiana per l'ombelico? Per favore, buon uomo, una copia di tutti i Mi giornali. dispiace, onorevole, ma disponiamo solo di una copia del Corriere. E perché mai? Ma perché più o meno le notizie sono sempre uguali. Lo sa, per esempio, cosa c'è di nuovo oggi sul giornale? No, cosa c'è? La data. Spiritoso. Jennifer. Oh, Jennifer, mi ricordi di presentare un'interrogazione su questo gravissimo episodio di limitazione al diritto del cittadino ad accedere ad una stampa varia e pluralistica. Anzi, tolga varia e aggiunga forte prima di limitazione. Mi scusi, onorevole, ma io non ho scritto niente. Allora lo scriva, lo appunti, lo annoti. Però, che individuo che è l'onorevole. Di uomini come lui ce ne vorrebbero 100. Grazie. Il guai è che sono di più, molti di più. Mannaggia miseria. Con permesso. Che ciofegato, onorevole. Signor Barone, se vuole prepararsi per la notte, Chi viaggia nella cabina accanto? il cantante rock. Solo? No, c'è anche il suo assistente. Di che cosa si cibano? Ah, dunque, salmone affumicato, trota dei Balcani, caviale di Kiev, tè verde cinese e melassa do Brasile. Giove, ma lei nel suo sgabuzzino dispone di tutto questo? No, dispongo solo di latte ed è questo che avranno come sempre. A sua disposizione, signor Barone. Non credo. L'acqua minerale, ma scorda sempre, mannaggia miseria. Scusi tanto, signor Barone.
dica. Yes. Sempre a sua disposizione, signor Barone. Avanti. Io devo cambiare mestiere. Che caldo che fa qui. Con permesso. Oh, mi scusi, sempre a sua disposizione, signor Barone. Quali emozioni e reazioni ha provato? Beh, un gran vuoto nello stomaco e un senso di vergogna enorme. Mi sembrava di sprofondare in un abisso senza fine, buio. Ha desiderato anche per un attimo che quell'uomo sfiorasse casualmente il suo corpo? No, no, mai! Non strilli! Posso fumare? Certo. L'ha mai guardato negli occhi? Sì, una volta. Il suo sguardo era osceno, disgustoso, pieno di... Libidine, è questo che voleva dire. Sì. Cosa ha provato? Angoscia e rabbia. Rabbia perché? E con chi? La prego, risponda. Con me stessa. Odiavo quell'uomo, ma non volevo che andasse via, ecco tutto. Bene. Questo è il primo segno positivo. Coraggio, vedrà. Dottore, crede che ce la farò? Le ripeto, signora, che la sua è una disfunzione curabilissima. Appena rimosso il blocco inibitorio che le impedisce di spogliarsi nuda davanti a un uomo, vedrà che le sarà facile abbandonarsi alle sue normali funzioni sessuali. La prego, si rivesta pure. Non è meglio che resti così, eh? No, signora. La seconda fase terapeutica prevede un impatto meno brutale, più meditato. In parole povere, dovrà tentare di arrivare alla nudità gradatamente, lentamente, prendendone coscienza. Mia cara signora, per anni e anni le hanno instillato dosi eccessive di pudore. Non pretenderà di sbarazzarsene in una sola notte. Permette, madame? Barone Wolfgango Amedeo von Stroheim. Oh, Lilli. Prego, signora, si accomodi, la cabina è pronta. Pardon. Mi scusi, a che ora desidera essere svegliata domattina? Ah, non importa. Sigaretta? Grazie, non fumo. Sigaretta? Oh. Buonanotte. Buonanotte. Desidera? Chi è? Chi?
Chi è in realtà Lily? Un'attrice. Conosciuta? Non lo so, non vado mai al cinema. Mai. Perché non ci va? Perché non ho tempo. Lo trovi? Lo troverò. Dunque, chi è? Chi? Lily. Un'attrice, gliel'ho detto. Non l'ho mai vista. Ma perché lei, signor Barone, abitualmente viaggia di giovedì ed è la prima volta che abbiamo l'onore di vederla di sabato a bordo dei nostri aerei, del nostro treno. È vero. E adesso, se permette, alla 13. Chi è? Chi? La 13? È una cabina, devo portare te alla 13. Sì. Sempre a sua disposizione, Va, signor Barone. Vado. Va. Scusi, inserviente, è che sono anche un po' mio. Però chiaramente è stata una fatalità pazzesca. Non riusciamo a trovare la corrente. Mi indica dove l'ha presa. Secondo buco a destra, 220 volte. Grazie, caro. Ciao! Saluto, Massore. Mi saprebbe indicare qual è il regolatore dell'aria condizionata? Sì. Ma su questo treno non funziona l'aria condizionata per la famosa questione arabo-energetica. Lei capisce, vero? È assurdo! Questi arabi stanno diventando davvero insopportabili. Ah, è quello che dico anch'io. Però se vuole posso creare un gioco di corrente fra porta e finestra in modo che tutto verrà refrigerato. No, non importa, grazie. Non importa. Mi scusi, è colpa del treno inciampato, mi scusi. Desidera qualcosa? Acqua. Un po' d'acqua. Sì, ma guardi che quella del bagno non è potabile. No. A me mi serve per lavarmi le mani. Ah, ma allora in tal caso nella sua cabina sotto lo specchio del lavabo ce n'è quante ne vuole. Basta premere il pulsante. Grazie. L'acqua non ci sta. Nel cesto c'è mezza aranciata. Il reggiseno l'ho lavato. Oh no, aspetta.
Mancava pure che la fedantona era la signora tutta spogliata. Disgraziata, povero, ma ti distruggo, mannaggia. Così pazzo. Questa scornacchiata se ne approfitta che sono un pubblico ufficiale e non me la posso violentemente violentare. Mannaggia miseria, ma si la chiappa. Dai, non creura. Sta birra fatenda, ma chi l'ha inventata Cristoforo Colombo e tutta l'America che io... Ma io non me ne vado dal treno, guarda. Me ne vado in banca. Me ne vado a vendere gli uccelli migratori. Mannaggia, me ne vado a Dubac, a Dubac. Jennifer, su, non faccia così. Cos'è che non va? È più di un mese che lei lavora per me. Pretendo di sapere di più della sua vita. Si confidi, la prego. Lei farà bene. Sono divorziato da 1 anno e poco fa, per la prima volta, ho avvertito tutto il vuoto della mia solitudine. Non so perché. Mi scusi. No, basta con il lavoro. Lei è stanca. Ma, onorevole... Oh, pardon. Nella vita di ognuno di noi c'è sempre un momento in cui si avverte maggiormente il peso della solitudine. Le confesso che il mio dura da molto tempo. Jennifer, perché non riempiamo questo vuoto, Jennifer? Perché non ci scrolliamo di dosso questo peso? Onorevole! Oddio, ho caldo. Devo rifrescare. Oddio. Permesso. L'acqua e il tè, signora. Ma cosa fa? Oh, mi scusi.
Ha da accendere. Non fumo. Non importa. Mi dispiacerebbe darmi una mano. Vuole aiutarmi? Sì. Grazie. Non riesco a capire come sia successo. Ma io... Mi dispiace darle tutto questo disturbo, ma non riesco proprio a liberarmi. Sa, grazie. Sì. Gentile. Signor Barone, che casina su questo treno. Sembra un baraccone. Sempre a sua completa disposizione, signor Barone. Non credo. Appunto. Senta, buon uomo, non avete su questo trabiccolo l'elenco telefonico di Strasburgo? No, onorevole, ci dispiace. Abbiamo soltanto quello di Ariano Irpino, di Lambrate e di Putignano a Mare. Rebecca! Ghita è morto. Oh, sposo bagnato, sposo fortunato. Permette? Auguri, auguri vivissimi. Io ho pensato che sei proprio una stupida e che tu sei mio marito e io te devo inseguire nel bene e nel male. Ecco, so tua.
Prendimi. Sì, sì. Sì. Aspetta un po'. C'hai ragione. È colpa mia. C'hai ragione. Tu non vuoi perché prima ti sei incantato. Ma che stai? Non capisci proprio niente. È che siamo stracchi, nervosi. La messa, i parenti, lo pranzo. Però sarò una buona moglie. Ti giuro. Ti darò tanti figli. Amore mio. Prego, si accomodi. Bravo, caro. Non toccarmi. Mai. Sigaretta. Macchina. Preparati. Jennifer, prima le ho fatto una proposta seria ed impegnativa. Pretendo che mi dia una risposta. Mi sembra di averlo fatto. Le ho chiesto soltanto il tempo per lasciarmi riflettere. Non sono più un ragazzo, Jennifer. Mia cara, dopo 2 disastrose esperienze matrimoniali, credevo impossibile chiedere ad una donna di unirsi a me per il resto della vita. Ed invece, eccomi qua. Onorevole! Ho caldo! Ho caldo, mi devo rinfrescare. Se è questione di tempo, sono capace anche di aspettare. Grazie. Fino a quando? A domani. A domani.
C'è un bambino che non vuole dormire. Devo metterlo a letto o basterà distrarlo un pochino? Scelga lei. Questo non posso saperlo. Troppa aria, non le pare? Certo, madame. Mi fa accendere? Sì? Desidera qualcosa? No. No, grazie. E te marito? Ah, non toccarmi mai. Rassegnati, Terry. La stagione del nostro amore è finita. Brava! Mi prende in giro. Cara, non so essere ipocrita. È un uomo politico. Devo offendermi? Non mi piace questo film, un'idiozia, come tutti quelli che ho fatto da quando c'è la crisi. Se continua così, credo che andrò... Sì, credo che andrò in California. Abbandona l'Europa proprio ora che l'abbiamo fatta. L'Europa è nata e il cinema è morto. Noi attori non siamo che cadaveri ambulanti, fantasmi di un'illusione che ha fatto ormai il suo tempo. Perché così pessimista? Per natura. Stanca? Di parole. Buonanotte, cara. Perché non resta? Tenente? Tenente, mi scusi, lei crede che il ristorante bar sia aperto a quest'ora? No, non credo. Ah, e sa dirmi se ci sono altri vagoni letto come questo?
Scusi, perché vuole questa informazione? Sto cercando il passeggero della 17 e non so dove possa essersi cacciato. Scusi, sa, ma su questo vagone devo sempre sapere quello che succede. Capisco. Lei capisce? Se non sbaglio, lei cerca l'onorevole. Esatto, io sono la sua segretaria. Oh, poco fa, infatti, l'onorevole mi ha chiesto un elenco telefonico. Ah, sì? Sì, poi mi ha chiesto una bottiglia di vodka ed è andato alla cabina 1. Dove, scusi? Alla cabina 1? Ah, sì, quella del comandatore. No, cosa dice? Alla cabina 1 c'è un'attrice. Un'attrice di cinema. Che vive l'onorevole. Oh. Grazie. Beh, tenente, cosa ho detto che non va? Ah! Aiuto! Mi sono tagliata! Ah, faccio un cascavallo, e che è successo? Presto, presto, capitano, faccio qualcosa, io vado a prendere un po' d'acqua. Presto, il dito, bisogna medicarglielo. Non è niente, non si preoccupi, colonnello, faccio io. Ecco, no, faccio io, faccio io. La prego, stia calmo, ci mancherebbe che lo facesse lei, generale. Oddio, l'acqua, fammi appigliare l'acqua. Che nottata, barone, che nottata! Una porta si è ferita sbattendo una ragazza. Una ragazza si è ferita sbattendo una porta, ma niente di grave, barone, niente di grave. No, non si accende. Deve essere saltato l'impianto. Ma non dire cavolate, Cocco. Non vedi che il registratore funziona? Scusami, caro. Si vede che ho sbagliato buco. Quel pazzo di infermiente mi ha confuso. Buco destro, buco sinistro. Ma dico io, perché tanti buchi su questo treno? Cerca di trovare quello giusto, Cocco, vai. Esagono. Il mio ultimo successo. La lampadina non funziona, ma chi se ne frega. Che c'hai una bomba per sto fottuto mal di testa? Certo, signore. Ciao, nonno. La bomba ci arrivasse appresso. Come va? Le fa male? No, adesso va meglio. Signora o signorina? Signorina. Signor Barone, ha visto che confusione questa notte? Sembrava Piedigrotta. Sempre a sua disposizione, signor Barone. Signor Barone. Baffo. Prego. Baffo. Dove? Lì, sulla faccia. Ah, uno sbaffo. Uno sbaffo, sì, certo. Oh, per carità, signor Barone, ci mancherebbe. Sempre a sua disposizione. Prego. Prego. Ah, niente paura, signor Barone. È la sposina della 14, sa, prima notte di nozze. E allora Sara alzò gli occhi al cielo e disse: Signore, ecco la tua vittima. L'olocausto è compiuto. Ah, magnifico, signor Barone. Divina Commedia, eh? Oh, Genesi, libro secondo, capitolo quarto, ultimo verso. Almeno credo. C'ho sede. Pure io. Vado a ordinare l'acqua al cameriere. Oh! E dove vai, tutta ignuda? Mi sa che mi si è proprio svanita la testa, sa? E poi è meglio che sta attenta che quel cameriere non mi piace, è pericoloso. Amore, torna presto. Ho tanta sete, ma di te. Ricordati. E lascia la porta aperta, eh? Così non ti devi rialzare, va bene? Mi permette? Prego, dica. Una bottiglia d'acqua minerale. Liscia gassata o Ferrarelle? Fambo lei. Faccio io. Tanto ce n'è una su.
Non si potrebbe rimandare questa fase un'altra volta? No! Perderemmo il vantaggio acquisito finora. La prego, faccia come le ho detto. Se il signore dovesse reagire male... Interverrò al momento giusto. Su, su, vada ora. Vada, coraggio, su. Resista finché può. Ma che dici a me? Sì, venga avanti, per favore. Il mio anello di brillanti è caduto nel lavabo. La prego, mi aiuta a prenderlo. Ecco a lei. E a dove sta? È scomparso lo sposino. Sì? Il suo champagne, signor Barone, esattamente di 13 gradi. Perfetto, 0,45. A quest'ora esatta, per civetteria non le dirò quanti anni fa, io vidi la luce in un piccolo villaggio della grande, santa, sterminata Russia. Quella notte i cosacchi facevano le grandi manovre. Il fiume era illuminato dai bagliori delle fiamme. Che tempi eroici! Lo zar, la rivoluzione. No. Pushkin, il grande Pushkin. Lei conosce Pushkin? No. Non fa niente, caro, non è grave. Mi faccia gli auguri e beva fuori. Oh, e allora quando è così, signor Barone, vado a prendere un'altra coppa e brindo con lei. Mi scusi. Eccomi pronto a brindare alle sue fortune, signor Barone. Prego. Quale onore, grazie. Cin cin. Happy birthday to you. Non è il caso, grazie. Cin cin. Cin cin, cin cin. Sei tu. Ho provato a chiamarti. Parla piano. Ho provato a chiamarti, ma l'apparecchio era rotto. No, ero io che non sentivo. Quello non mi mollava un momento. Adesso dorme, è ubriaco.
Preparati, fra mezz'ora dovremo esserci. E l'allarme? Bloccato. L'attacco? Sbloccato. I passeggeri dell'altra cabina? Tutto ok, cara. Tutto sotto controllo. Aspetta. Sì? Ecco, se tutto va bene. Sì? Se tutto va bene. Su, coraggio. Cosa c'è? Se tutto va bene vorrei produrre un film e interpretarlo. Voglio fare l'attrice veramente. Va bene. Va bene, con i soldi della tua parte tu puoi fare ciò che vuoi. Da parte mia avrai tutto... Davvero? Come sono felice, un film con Fellini come protagonista. Senti, e quanto costa questo Fellini? Ma dicono che un suo film costi 6 miliardi. Cosa? 6 miliardi. 6? Beh, insomma, quello che hai detto, è detto. Trassoci la parola e parola. Davvero? Okay. Allora va bene? Va bene. Amore, come sono contenta. Grazie. Sì. Bello. È costato tanto? Mi è stato regalato. Pure io ne ho regalato uno a mia moglie, con una pietra verde. Ci siamo sposati oggi. Oh, auguri. Grazie. Apri la mano, per favore. Ecco. È suo. È un dono personale. No, è mo... Accetti, glielo do volentieri. Grazie. Mi spogli, per favore. È per un mio problema personale. Mi aiuti, la prego. Mi spogli lentamente. Su, non si faccia pregare. Faccia in fretta. Io capisco che i patti sono patti, ma lasciarmi fuori per il resto del viaggio, questo non me l'aspettavo. Perché non include una cabina nel costo delle sue prestazioni? Non ci ho pensato. Più sono colorati, più sono avari. Cambiamo cerotto. Sì. Cosa fa da civile? Lavoro in un locale notturno ad Amburgo. Artista? Sì, artista stallone. In che senso, prego? Per un anno ho fatto La Bella e la Bestia. Fa teatro, Cocteau. Mi scusi, non conosco questo come? Cocteau. Ecco, io mi trucco da King Kong e mi innamoro di Evelyn, una mia amica, la amo. Anche lei mi ama, però prima di essere catturato io faccio l'amore con lei 3 volte ogni sera. Un momento, non ho finito. Però deve essere noioso mimare tutte le sere lato sessuale. Beh, ogni tanto qualcuno dei miei colleghi fa finta di godere, per riposarsi. Ma io no, io devo essere sempre in forma, altrimenti il pubblico se ne accorge e fischia. Io non capisco com'è possibile essere in forma 3 volte ogni sera. È solo questione di allenamento. Basta concentrarsi un po' ed è fatta. Lei non ci crede, vero? Stia a vedere. Io ogni sera ad Amburgo faccio così. Mi abbasso i pantaloni. Oddio. Ho Evelyn qui davanti e mi concentro. E voilà. Ha visto? Oddio, ho caldo. Il Parlamento è un carro pazzo, io farei vedere a tutti, io farei vedere sempre io il Parlamento.
E vedrai cosa farei. Stai cosa farei, stai? Farei approvare una legge sul cinema. Sì, amore, quando? Che te frega? Che te frega? Ah, amore. Adesso io sì, portami con te. Sì. Grazie dell'omaggio luminoso. Splendido. Davvero all'altezza delle nostre migliori tradizioni. E ora vado a vedere se i bambini hanno preso sonno. Il segnale deve essere da quella parte. Ah. Bene, tu vai. Qui ci penso io. Buonasera, barone. Cesoie. Cesoie? Cesoie. Cesoie. Sega. 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 Fiamma. Fiamma? Fiamma. Fiamma. 22. 22. 22. Ma a che serve? Ma che ti frega? 22. Pappagallo. 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 Tutto. Tutto. Sì. Tutto. Tutto. Tutto.
che serve tutta questa roba? Così vuole il barone. È matto. Un po' matto è. Un vagone sanitario che trasporta lingotti d'oro. Furbacchioni. Ma noi li abbiamo fregati perché siamo più furbi di loro. Ci siamo. Disgraziatamente Fellini non ha accettato. Era impegnato. Allora il barone ha ingaggiato l'aiuto di Fellini, un debuttante, ma straordinario, bravissimo. Stiamo facendo un film stupendo. Avanti chiarello piano, azione, azione. 23 ottava, 31esima. 99 nona, 51esima. Barone, l'assegno per le parrucche della Divina. Ancora. Via il buco, vai col giacca. 23 ottava, 31esima. Vieni avanti, Gina, cancheggia piano, 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 così intensa, brava, brava. Insiemi espressione, via il fotografo. Insiemi espressione intensa, così, perfetta, Gina. Vieni avanti così, sei perfetta, meravigliosa. Stop, bene, finito, stacca. Come stavo? Sono bene? Barone? Questo dove lo metto? Lo metta lassù. All'ultimo piano. Sotto le finestre del mio ufficio. Ex ufficio. Ex tutto. Barone? E con questo siamo 8 miliardi e 300 milioni. E con questo siamo a secco, vero, ragioniere? No. Abbiamo 2 miliardi e 300 milioni di debito. Che non pagheremo mai. Sì, ma abbiamo il film. Lo vogliono tutti. Dicono che è un film da Oscar. Lo vogliono anche al Festival di Venezia. Ma se non lo vogliono nemmeno a quello di Zagarolo, ragioniere. Come ci siamo ridotti. Tanta fatica per cosa? Per... È proprio vero. Il delitto non paga. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Non lo so. Humphrey Bogart nel Falco Maltese. Il tempo passerà. Passerà. Questi produttori sono veramente dei pazzi. Ragioniere!
Salve. Salve. Caricate tutto sul Petrarca. Ma noi dobbiamo caricare tutto sull'Augustus. Nuovo ordine di servizio. Tutto cambiato. Qui ogni giorno cambia, che casino. Eh sì, è proprio un casino. Caricate sul portello laterale, eh? Salve. Cara Lilly, ci siamo, tutto fatto. Questa volta, prima di esprimere un desiderio, rifletti. No, ci ho pensato, sai. Ci ho pensato bene e ho deciso. Debbo tremare? Cinema no, eh? No. Mi sposo. Metto su famiglia. Ah, bene, e sono lieto anche se mi dispiace perdere una socia in gamba. Ma io e te possiamo essere soci anche dopo che ci siamo sposati, no? Allora? Ci sto. Ci sto. Capitano! Sì? Non si parte più. Perché? C'è lo sciopero. Lo sciopero dei marittimi. Ad oltranza. Mannaggia! È andata male. Mannaggia, che fregatura. Non ci Una posso delusione credere. terribile. Sembrava fatta. Eh? Una sfortuna nera. Sì. Ci mancava lo sciopero. Io me li sentivo in tasca i soldi, capito? Calma. E adesso? Calma. Dunque, Caro, hai pensato a qualcosa? ogni venerdì da Fiumicino alle 8:45 parte un carico di diamanti per Amsterdam. Fa scalo a Parigi per 16 minuti e 35 secondi. Se a Parigi riusciamo a sostituire l'equipaggio in quei 16 minuti, abbiamo esattamente 43